Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, it's just another morning. Tuesday. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, grazie del tuo impegno. E allora, amiche e amici miei, e buon lavoro ovviamente, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 1067 di oggi, mercoledì 29 di ottobre, l'anno del Signore 2025, cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin, videopillole e molto altro ancora. Le nostre coordinate, come sempre, 340-670-9659 per le vostre zapp o WhatsApp, il telefono 0292947222 quando lo dirò io. Avete ascoltato come disco iniziale Dalida, Laissez-moi danser del 1979. Stasera, a dirvela tutta, piove che Dio la manda, però appunto una delle capacità è quella di imparare a ballare sotto la pioggia, già che ci siamo. Ancora una volta buon lavoro, cara Natalia. Io direi che a questo punto possiamo far irrompere lui, l'imperturbabile, l'immarcescibile, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi con il suo diritto e rovescio. Vai pure Natalia. Facendo finta di niente, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha cambiato clamorosamente la musica di fronte ai suoi due antagonisti planetari, e cioè la Cina da una parte e la Russia dall'altra. Aveva iniziato il suo mandato presidenziale con la convinzione che nell'interesse dell'America avrebbe dovuto sciogliere la coppia politica Pechino-Mosca. Trump era convinto, evidentemente mal consigliato dai suoi cosiddetti esperti, che sarebbe stato facile staccare la Russia dalla Cina. Trump però si è accorto ben presto che la Russia non avrebbe mai rotto il suo rapporto preferenziale con la Cina, che anche se la mette in condizioni di subalternità, nel senso che la Russia oggi non è più una grande potenza, ma è solo una potenza
amica di una grande potenza, cioè la Cina. Così il legame Pechino-Mosca è un legame molto più solido. Da qui la decisione di Trump di trattare questa volta direttamente con Pechino, come sta avvenendo in Corea del Sud, sperando di trovare un'intesa. Non sarà una cosa facile, anche perché come si dice, anche perché i cinesi hanno imparato a trattare l'avversario, hanno imparato a trattare il suo modo di essere e di fare, e anch'essi hanno imparato che Trump è un po' taco, cioè Trump always chickens out, cioè Trump alle volte, non alle volte, sempre, quando si alza la voce fa un passo indietro, e quindi Xi Jinping conosce adesso l'avversario. Vediamo un po', tra poco avremo la nostra gradita ospite per il Qui Parlamento, la senatrice Tilde Minasi. Parleremo ancora anche stasera, come ne abbiamo parlato ieri sera con Nino Germanà, del ponte e delle domande di assunzione che sono state indirizzate alla WeBuild, che lo costruirà. C'è stato un vero e proprio boom. Tra l'altro, a proposito di opere connesse al ponte, dal 2 di novembre, se guardate anche l'orario dei treni potete constatare, Palermo e Catania saranno di nuovo unite dalla ferrovia. Entreranno in servizio i primi 38 chilometri della nuova Palermo-Catania, che servirà per l'alta capacità, e completerà Palermo-Catania-Messina, questo itinerario ad alta capacità, alta velocità, che sarà funzionale al ponte sullo Stretto e permetterà, tra l'altro, di far arrivare il Frecciarossa nell'isola. La nuova Palermo-Catania, che sarà completata nel 2030, permetterà di coprire circa 180 chilometri di binario in 2 ore, contro le 2 ore e 47 che al momento sono necessarie. Prima ce ne volevano più di 3. Ma adesso, ladies and gentlemen, è giunto il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io ho il piacere di salutare la senatrice Tilde Minasi, darle il bentornato questa sera. Bentrovata, come sta? Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Bene, in attesa di votare la fiducia sono uscita dall'aula per partecipare a questo momento con voi. Grazie. Senatrice, allora, questo benedetto ponte, questa ondata di domande d'assunzione per WeBuild, insomma, Corte dei Conti sì, però nell'aria c'è voglia di costruirlo qua, sto ponte, o no? Vabbè, questo è il risultato appunto legato, questa selezione che WeBuild ha lanciato, allo stato di partenza dell'opera, che ormai è pronta, diciamo, ormai entro il 7 novembre la Corte dei Conti, però dovrà dare la sua decisione. Però in attesa appunto della Corte dei Conti, la società WeBuild ha voluto accelerare sulle assunzioni, perché comunque la società stessa punta molto sulla formazione per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti che, visto il numero di partecipazione, sono pronti ovviamente a contribuire a un'opera che cambierà il volto non solo del Mezzogiorno, ma credo del paese intero. Fra l'altro WeBuild utilizza il sistema di scuole di cantiere lavoro, che è stato lanciato nel 2023, ha già ad oggi formato tantissime persone, più di 1 migliaio, tra operai e impiegati, perché l'obiettivo di WeBuild è quello di valorizzare il capitale umano e creare un'occupazione che sia qualificata, soprattutto quando parliamo di opere strategiche come appunto è il ponte sullo Stretto. E poi è anche siglato un protocollo con Regione Sicilia e Regione Calabria per promuovere poi le collaborazioni anche con scuole, università e anche attività di orientamento sul territorio. Ovviamente per seguire anche quello che è l'obiettivo del ministro Salvini, che è quello di massimizzare al massimo le ricadute occupazionali nelle regioni Calabria e Sicilia.
Quindi chi protesta, non capisco perché, che poi fra l'altro le proteste arrivano per lo più dal lato regione Sicilia, che ad oggi ha un costo per l'insularità che pesa 6 milioni e mezzo di euro l'anno, che andrebbe sensibilmente ridotto per la regione. Quindi già solo questo, oltre al fatto che l'opera porta e attrae nuovi investimenti, è normale già, anzi grazie al ministro Salvini sono stati stanziati 23 miliardi per la Sicilia e 22 per la Calabria per appunto realizzare strade, ma anche per migliorare la rete ferroviaria, e ancora l'opera non è partita. Quindi credo che il ponte sullo Stretto sia una grande occasione di sviluppo per questi territori, anche per poter realizzare quella che da anni se ne parla, che è appunto quest'area integrata dello Stretto, che consentirà alle regioni, alle città metropolitane di Reggio e di Messina di potersi integrare completamente in termini di servizi. Penso per esempio all'aeroporto, che per noi è sempre presenta delle criticità, perché non abbiamo tantissima utenza. Con il ponte sullo Stretto ovviamente raccoglieremo tutta l'utenza di Sicilia e di Messina e della provincia, quindi avremo un aeroporto per esempio che decollerà, ma tantissimi altri servizi possiamo integrarci per tantissimi servizi possiamo integrarci con l'area di Messina, oltre al fatto dell'alta velocità, che mi pare stavate parlando di questo. Sì. L'alta velocità, se non si fa il ponte, non è fattibile, perché i treni dell'alta velocità non sono smontabili come quelli normali, quindi senza il ponte non possiamo nemmeno avere l'alta velocità. Quindi credo che sia un progetto strategico per la crescita economica, per la logistica, per il turismo e la mobilità del paese, perché poi fra l'altro sappiamo pure che rientra fra i corridoi europei dell'asse scandinavo-mediterraneo, quindi è chiaro che serve all'Italia e all'Europa. Ecco, io aggiungo un piccolo corollario a quello che dice la senatrice Minasi a proposito dell'aeroporto il Tito Minniti di Reggio Calabria. Ecco, diamo un dato ai nostri ascoltatori. Pensate che i messinesi, ora come ora, spesso e volentieri preferiscono andare a pigliare l'aereo a Catania, cioè a 75 km di distanza. Con il ponte significa farne 20. Perché Villa San Giovanni Reggio sono 13 chilometri, mettetecene altri 10 per arrivare a Messina col ponte. Sono meno di 13 chilometri, sono meno. Ecco, a parte il fatto che ormai sono attaccati, comunque voglio dire, certo. Stiamo parlando di una ventina di chilometri proprio a voler essere così esagerati, una ventina di chilometri contro 75. Fate un po' voi. Certo, infatti. Comunque... Ecco. Credo però, vista anche il grande impegno e la determinazione del ministro Salvini, questo ponte, che ne dicano, noi riusciremo a farlo decollare. Questo è poco ma sicuro. Senatrice, senta, io la lascio andare ai suoi impegni. Adesso che cosa vota? La fiducia su che cosa? Su concorrenza, credo concorrenza. Perfetto. E dopo questa fiducia quali saranno i suoi prossimi impegni? Domani dobbiamo finire la separazione delle carriere, anche questo un grande traguardo per noi. Domani la voteremo. Benissimo. Insomma, un bel tour de force. Senatrice, allora io le auguro buon lavoro e al piacere di risentirci presto. Grazie, buon proseguimento di serata. Grazie ancora. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci. Sigla. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my sad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. Like that you're bound to return. There's something I could have learned. You're indestructible. Always believe it. After the rush has gone, I hope you find a little more time. Remember we were partners in crime. It's only 2 years ago, the man with the suit and the face, who knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you. My love is like a hard prison wall, and you could leave me standing so tall. You've got the power to know you're indestructible. Always believe it, 'cause you are gold. I'm glad that you're about to return. Something I could have learned. You're indestructible. Always believe it. Antonino, di nuovo a te la linea.
Grazie cara Natalia, alle 18:33 minuti e 2 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà avete ascoltato gli Spandau Ballet con Gold del 1983. Perché Gold loro? Perché ora arriva Antonio Zannaro e parliamo di banche in conto corrente, la sua bellissima rubrica. Stasera sarà un'edizione un po' di fretta, o meglio, non proprio di fretta, un po' ridotta, perché il nostro Antonio non può dedicare molto tempo stasera, però mercoledì prossimo avremo molto più tempo per chiacchierare sul mondo dell'economia. Nel frattempo vi do qualche notiziola dalle agenzie, in particolare, ecco qua, l'ANSA, l'Italia complice di genocidio a Gaza, bufera su Francesca Albanese, il rapporto non è credibile. Indicati 63 paesi, tra cui Roma, per il diplomatico Massari non è imparziale, l'ambasciatore israeliano Danon la definisce una strega malvagia. Io è meglio che mi sto zitto. Guerra ai cartelli della droga, maxi blitz antinarcos a Rio, oltre 100 i morti, ancora. Anziano si schianta e muore contro un bus di studenti, forse colto da malore, aveva la patente sospesa. L'Ucraina, Putin esorta Kiev alla resa dei soldati ucraini circondati, testato il supermissile Poseidon. Diamo anche qualche notizia dall'estero, sempre l'ANSA, ai Caraibi l'uragano Melissa si abbatte anche su Haiti, almeno 20 morti, le vittime provocate da un'inondazione nel Dipartimento Ovest, la sfida sul filo di lana, seggi aperti nei Paesi Bassi e a testa tra Wilders e i rivali. Timmermans, liberali, centristi fanno muro, si vota fino alle 21. Dopodiché vedremo chi avrà vinto tra questa destra olandese oppure no. Tra l'altro l'ANSA ricorda che il 2 novembre del 75, 50 anni fa, l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, Rino Gaetano, l'anniversario, nasceva 75 anni fa. La sanità, Burioni lascia i social, stanco degli insulti, me ne vado su Substack. Buon viaggio, dottore. La BBC, diamo anche un'occhiatina sulla BBC. Eccoci qua, nel frattempo sono le 18:35 minuti e 28 secondi. Anche la BBC apre con la notizia appunto dell'uragano Melissa, almeno 20 morti ad Haiti, mentre un ministro del governo giamaicano avvisa che l'uragano Melissa, la ripresa dopo l'uragano Melissa non sarà facile. Molta parte della Giamaica resta senza energia elettrica e i nostri corrispondenti riportano inondazioni, smottamenti e alberi di palma da cocco che vengono praticamente spezzati come degli stuzzicadenti, niente di meno. Una notizia un po', come potrei dirvi, che mi ha commosso, devo dirvi la verità, quando l'ho letta stasera sulla BBC. Un messaggio in bottiglia da parte di 2 soldati della Grande Guerra, quindi la Prima Guerra Mondiale, è stato ritrovato dopo 110 anni quasi sulla costa australiana, ma ne parleremo dopo. Adesso però è arrivato lui, Antonio Zannaro, quindi conto corrente, sigla. Va ora in onda Conto corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Caro Antonio, bentornato, buonasera e buon conto corrente, direi. Buonasera a tutti i nostri grandissimi, affezionatissimi amici di Radio Libertà. Buonasera Antonino e buonasera a tutti i correntisti d'Italia. Perché stasera parliamo di banche, ecco perché ti ho detto buon conto corrente. Stasera parliamo di banche italiane. Che allora sta Antonino, succedendo? diciamo che c'è stata anche sulla politica, i giornali, i media, una ampia discussione sul tema delle banche. Perché? Sì. Perché comunque è stato introdotto questo con la finanziaria, questo sostanzialmente nuova, insomma, questo prelievo sulle banche italiane. Diciamo questo però, partiamo chi ci segue da casa. Intanto non è che siamo contro in questa trasmissione banche italiane, perché noi abbiamo parlato da anni benissimo delle banche italiane quando Come no?
gli analisti, gli espertoni, o anche tanti che adesso vanno molto di moda, no? YouTuber, attaccavano le banche italiane, dicevano le banche italiane hanno cioè, stanno per fallire, sono messe male, bla 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 bla. E noi dicevamo, guardate, qua su questa trasmissione, dicevamo che guardate che secondo, insomma, il mio modesto punto di analisi, le banche italiane secondo me sono tra i più solide in Europa, per tutta una serie di motivi che poi abbiamo spiegato negli anni, no? Il tema del credito all'immobiliare, il tema di che comunque negli anni hanno fatto tutta una serie di ristrutturazione dei crediti, il tema che comunque non è che ti finanziano, con tutti poi una serie di conseguenze, no? Non ti finanziano non ti finanziano sul business plan, no? Come avviene all'estero. Sì. Allora, qual è il discorso? Il discorso è che le banche in Italia hanno fatto un grosso lavoro di ristrutturazione negli anni e sono molto più oggi remunerative di tante anche altre banche straniere. Questo è positivo perché questo ha consolidato e ha anche permesso al sistema bancario di essere solido. Ok? Certo. Dopodiché a me non piace il discorso che è molto facile da fare. Le banche guadagnano un sacco di soldi e devono cacciare i soldi. No, perché sappiamo che questo discorso qua può far prenderti un po' dei like, ma poi nella sostanza non serve a niente. Il discorso vero da fare è che oggi le banche italiane sono un po' di meno rispetto a qualche anno fa, sono ben gestiti, ci sono gli ottimi manager, però sono di meno oggettivamente. Quindi questo che insomma gli comporta comunque di una serie di responsabilità. Se siete di meno e hai più responsabilità, cioè oggi io se voglio fare una serie di operazioni non è che ho centinaia di banche come avevo 20 anni fa, alla fine sono 4-5 gruppi bancari. Ok? Quindi c'è un tema, se le banche sono molto attenti ai conti però non fanno credito, mi si crea un problema di economia, no? Certo. Oggi il grosso delle erogazioni secondo me viene fatto anche grazie a garanzia statale. Faccio un esempio, io sono nel consiglio di amministrazione di Consap SpA. Consap SpA è una società 100% del Ministero dell'Economia che gestisce quello che fondamentalmente dà la garanzia sul cosiddetto mutuo Consap, no? Ad esempio per gli under 36. Cosa significa? Significa che se ci fosse la malaugurata situazione in cui una coppia non riesce in grado di pagare, insomma interviene la garanzia statale. Questo permette alla banca di fornire dei mutui e anche di assorbire meno garanzie, no? Insomma è un aiuto alle banche, però è un aiuto che arriva poi direttamente alle persone che se no magari non avrebbero avuto quel mutuo. Ad esempio un euro investito dallo Stato, non vuol dire speso, vuol dire messo a garanzia, ok? Sì. Quindi non è speso, tu prendi un euro, delle tasse e le metti al lato e quello diventa una garanzia. Quella garanzia lì permette di far erogare, ad esempio nei mutui, con la garanzia dei mutui, Consap, 25 euro. Ok? Abbiamo fatto uno studio internamente, tra i 20 e i 25, poi dipende dal tipo di garanzia. Questo ovviamente è una leva potentissima per l'economia. Ad esempio anche la garanzia che fornisce il medio credito centrale sulle erogazioni alle imprese. Ok? Anche lì, nel caso in cui ci sia un default, interviene MCC. E quindi questo è un grosso aiuto che viene dato al sistema economico e tutti ne beneficiano. Ovviamente tutta questa serie di aiuti ha permesso comunque alle banche di fare dei grossi utili in questi anni. Quindi se anche una parte del ragionamento che ha fatto il governo è di destinarlo a un po' più di tasse, no? Non è che è la fine del mondo, no? Anche perché tutti sappiamo che abbiamo bisogno di tutta una serie di aumento di tasse per per tutta una serie di spese che abbiamo in più, la sanità, perché comunque no,
abbiamo una popolazione che è un po' più in là con l'età, no? Sui dati demografici. Poi abbiamo anche, diciamo, i nuovi italiani molto spesso, no? Insomma, non è che vengono qua e sfruttano ampiamente, insomma, tutto il sistema sanitario. Il nostro welfare, certo. Il welfare, insomma, lo sfruttano molto, magari di più rispetto all'italiano, perché magari, no? Insomma, non avevano fatto i vaccini, non avevano fatto tutta una serie di cose di base che nel loro paese non ci sono, no? Oggettivamente, no? Quindi è un'ennesima pressione sul sistema sanitario nazionale. Ma questo è un esempio per dire che alla fine non è che poi questa è stata, no? Dopo anche, insomma, non bisogna vederla come una fine del mondo, ok? Mi è piaciuto molto l'intervento del ministro Giorgetti, che ha detto che le banche devono pensare a fare credito, perché lì effettivamente c'è stato un rallentamento. Se vediamo gli ultimi 10 anni rispetto ai competitor europei, cioè alla fine noi il grosso problema ce l'abbiamo proprio qui, sul credito alle piccole e medie imprese, perché i grossi poi alla fine riescono comunque ad avere il credito tramite anche strumenti non solo di bancari, ma magari anche fondi private equity, altre situazioni, prestiti obbligazionari, vanno in borsa, insomma il grosso non c'ha problemi alla fine. Il problema grosso ce l'hanno i piccoli, e quindi il piccolo se ci fosse un po' più di non dico flessibilità, però un po' più di attenzione è un po' più facile, no? Oggi vi faccio un altro esempio concreto. Quando succede, io non l'ho mai verificato legalmente se si può fare o non si può fare, perché poi questo è un po' su tutte materie un po' non così chiare, però se tu prendi la garanzia statale, ad esempio l'MCC, ad esempio sta prassi di prendere le firme personali dell'imprenditore delle cose non è il massimo, ma se c'è la garanzia statale, no? Cioè, ennesimo over, come potremmo dire, garanzie su una serie di situazioni. Ecco, cioè bisogna essere, io penso che se c'è stato comunque una solidità da parte del governo, da parte dello Stato, che, insomma, che ha fatto tutta una serie di situazioni per cui oggi il sistema bancario italiano è forte, forse più forte oggi in Europa, forse bisogna un po' aiutarsi. Questo è il ragionamento, secondo me, portato avanti a buon senso da parte del governo, lo dico come un'opinione personale. Alla fine, se andiamo a vedere sui 50 miliardi, se anche ci sono un po' di utili, un po' più di tasse, insomma non è la fine del mondo, no? Quindi sai che cosa temo io, Antonio? Che facciano un po' come si fa in Italia, che poi gli arriva questo maxi prelievo e loro trovano un balzello, qualcosa per poterla scaricare e farla pagare ancora una volta all'utente medio. Un po' come quando vennero abolite, sai, con le liberalizzazioni vennero abolite quell'euro, quei 2 euro che c'erano sulle ricariche dei cellulari, e poi piano piano le tariffe sono aumentate. Ecco, io temo questo. Tonino, lì allora sì, è un rischio, bisogna stare molto attenti, qua i controlli devono essere puntuali, per quello dico, cioè alla fine qua adesso di fare la polemica, a me dispiace che ho visto anche qualche, insomma, diciamo, qualche politico a livello basso, no, fa una grossa polemica sulle banche, no? Cioè alla fine quello che conta sarà proprio, come dici tu, Antonino, cosa accadrà nei prossimi mesi. Quindi bisogna, cioè, comunque sia, la coperta è quella che è, giusto? Non è che se il paese è più solido, come sta avvenendo con anche le agenzie di rating che comunque premiano il lavoro che fa il governo, ne beneficia anche le banche. Quindi io penso che bisogna anche, cioè non puoi scaricare troppo sempre sul consumatore, troppo sull'impresa, perché poi il sistema non è che poi così, no? Cioè non sono anni in cui il PIL cresce del 10%. Quel poco leggero di crescita che c'è è frutto di un equilibrio molto precario, e quindi bisogna stare attenti, no? Cioè Certo. Cioè parliamo comunque di piccole, il nostro tessuto, l'80% è fatto da piccole e medie imprese, quindi non è che parliamo, c'è gente che la mattina
che se non si alza non mangia, ok? Cioè se non si alza per andare a lavorare, e quindi non parliamo di un settore, no, delle multinazionali. Quindi io penso che un po' di buon senso, alla fine è stato chiesto sta roba qua, dopo anni e anni e anni che comunque le banche hanno incassato un sacco di utili, ne hanno beneficiato ovviamente gli investitori, noi l'avevamo previsto, insomma, detto questo, cioè non mi sembra la fine del mondo, ecco qua, quindi anche tutta sta polemica, insomma, io sinceramente l'avrei evitato, perché ora uno si mette a dire lo Stato si fa la banca pubblica e ti faccio concorrenza e poi vediamo, no? Che alla fine, no? Alla fine, anche questo tema qua, adesso è vero che l'Europa ti impone comunque, no, una grossa partecipazione privata, però alla fine non è che escludere che, no? Cioè non è un abominio che ci sia una presenza pubblica all'interno delle banche. Quindi sì, a condizioni di mercato, però insomma non è che insomma bisogna un po', cioè non sono aziende come le altre, ok? Se noi poi prendiamo tutti i paesi che hanno un grosso successo economico-finanziario negli ultimi 10-15 anni, al di là del tema della tecnologia, ma l'altro tema, insieme all'efficienza burocratica, ahimè, che noi invece insomma qua ancora arranchiamo, e soprattutto il sistema bancario che fa le erogazioni finanziarie, fa più credito. Quindi questo permette comunque a tutta una serie di situazioni, imprese, cose, di essere più efficaci, più efficienti, avere più liquidità. Cioè oggi abbiamo oggettivamente un problema sul credito. Quindi insomma fa bene secondo me il governo, non dico avergli tirato le orecchie perché non è questo l'approccio, però come per dire sì, cioè tutte queste lamentele che sentiamo, no? Cioè alla fine fate il vostro, no? Noi facciamo il nostro, voi fate il vostro. Mi sembra che ci sia poi un governo molto stabile, oggettivamente, insomma, che è anche ben visto a livello internazionale in tutti i consensi. Cioè, fate il vostro, no? Questo è un po' secondo me l'approccio che sta avendo il governo, che è un approccio di buonsenso, insomma, niente di, però insomma, se anche qualche miliardo da tutti questi utili va a finire, ritorna allo Stato, insomma, non lo vedo un problema, no? Di prelievo. Cioè, se noi poi andiamo a vedere le persone, ragazzi, la persona fisica, ma quante tasse paga? Cioè quello che paga le tasse, no? Antonino? Certo. Cioè, quello che proprio viaggia nell'illecito, va bene. Però quanto pagano di tasse? Quindi, cioè, se il privato alla fine paga il 70% di tasse, se anche la banca paga un po' di più, va bene. Cioè, perché oggettivamente poi non è che lavori anche con un sistema che non è iperconcorrenziale, no? Diciamoci la verità. Quindi ci sono 5-6 grossi gruppi bancari, fanno il 70-80% del credito in Italia, cioè alla fine, cioè, non è che tu hai 100 banche o come in America che c'è una finanziarizzazione dell'economia dove insomma tu sei la banca, se non corre c'ha il private equity, c'ha il fondo investimento, c'ha il privato che investe, insomma, quindi le banche alla fine se non vai in banca da chi vai, no? Quindi insomma io penso che questa sia stata un'operazione di buon senso, è un'opinione personale ovviamente, però non la vedo un'eresia, no? Oddio, hanno messo i soldi e la tassa sulle banche, adesso le banche non faranno più, continuano a fare quello che hanno fatto prima, perché anche in termini finanziari non gli cuba tutto questo macigno, Antonino. Quindi insomma non mi piace poi come qualcuno fa le banche chi, cioè no, insomma non estremizziamo. È stato fatto un piccolo intervento che permette comunque un po' di fluidificazione, no, della ottimizzazione fiscale di perequazione, no? Alla fine cioè, la coperta è quella, Antonino, cioè non è che certo. Quindi questo un po' è la mia analisi su questo tema del 29. Detto questo, per gli investitori mettiamola così, no? Ma ora le banche crolleranno? Assolutamente no.
il prelievo, insomma questa nuova tassa, che chiamiamola come ci pare, no? È assolutamente sostenibile da parte degli istituti bancari, perché se così non fosse, ma figurarsi se le banche italiane non sarebbero calate in borsa di un 20-30%, no? E invece quanto pare sono pure salite negli ultimi giorni, sì, per la congiuntura di mercato, per i mercati che stanno salendo, però diciamoci la verità, se poi gli analisti, quelli che valutano tutti i giorni le banche, avessero visto che è una roba pericolosa per gli investitori, ha voglia che le banche sarebbero andate giù. Quindi, detto questo, mi sembra che diventa solo una polemica molto sterile da social e da giornali. Decisamente. Senti Antonio, io so che tu stasera hai poco tempo, quindi ti lascio con l'ultima domanda. Che cosa dobbiamo tenere d'occhio questa settimana? Questa settimana dobbiamo tenere, secondo me, molto d'occhio la nuova rivoluzione dei robot, perché proprio ieri è stato uscito il lancio del primo robot ad uso commerciale da casa, dal costo di 500 euro al mese. È il robot fatto in America che tu puoi ordinare e ti permette sostanzialmente di sostituire tutte le attività che uno farebbe per la pulizia di casa. Vedremo se poi è così, vedremo se poi questa innovazione è reale o è farlocca, perché poi no, alla prova dei fatti. Sicuramente è la notizia della settimana, dovremo vedere i prossimi sviluppi proprio sul tema della robotica. Forse il prossimo sviluppo dell'intelligenza artificiale è proprio la robotica, quindi vedremo che accadrà nella prossima settimana. Benissimo, allora ci ritroviamo tra 168 ore, Antonio, grazie. Alla prossima, un saluto a tutti. Avete ascoltato Conto Corrente. Oh, dimmi Natalia. No, ti stavo ridando la linea, tutto qua. Grazie cara. Allora, alle 18:55 minuti e 29 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Abbiamo tempo, apriamo il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri, se volete appunto intervenire, commentare quello che abbiamo fatto finora, oppure raccontarci un pochino come vanno le vostre cose in questo mercoledì sera così piovoso in questa parte d'Italia. Nel frattempo vi dico che proviamo a dare un aggiornamento alle nostre agenzie. A proposito, oggi è morto anche quell'immenso musicista che fu James Senese. Ora, signore, capisco che Pino Daniele lì con te senza James suonava male e ora suona molto meglio. Però, signora, abbi pietà, tutti i pezzi migliori te li stai pigliando tu, a noi chi ci lasci? Non oso, provate a fare qualche nome, io non oso dirlo. Benissimo, allora nel frattempo, già che ci siamo, proviamo a vedere che cosa c'è sull'ADN Kronos. Vi dico anche un'altra cosa, che poco dopo le 19 avremo con noi Manuela D'Alessandro per questo faccia a faccia, parleremo di giustizia, parleremo di situazioni non facili. Sapete che la settimana scorsa è morto un detenuto obeso, pesava 260 kg, in carcere a Torino, e ci sono naturalmente le polemiche sul trattamento che questo detenuto avrebbe dovuto meritare oppure no. C'è anche questa polemica in corso per quanto riguarda il Beccaria di Milano, e poi c'è anche il caso Garlasco che ormai mi pare sempre più avviata a diventare una vicenda mediatica e non una vicenda giudiziaria. E allora sentirete un po' dalla viva voce della nostra Manuela, che vi ricordo essere una valentissima collega esperta di cronaca che lavora per l'agenzia Agi, insomma come stanno andando le cose più o meno dal suo punto di vista. L'ADN, Sinner-Bergs 6-4, il match in diretta a Parigi, Yannick a caccia del trono.
Serie A, oggi Juve Udinese, Roma Parma, poi ancora UE, Mattarella, baluardo della democrazia e dello Stato di diritto, la carenza di un'azione comune adeguata indebolisce tutti, il Presidente della Repubblica, Euro e BCE, simboli più avanzati di integrazione. Ucraina, Putin testa il missile Poseidon, niente di simile al mondo, invita alla resa i soldati di Kiev circondati, il presidente russo rivendica il successo del lancio del missile sottomarino nucleare, non esiste altro mezzo che lo intercetti, ondata di droni ucraini sulla Russia, 4 erano diretti verso Mosca, droni su base militare in Belgio. Brasile, maxi blitz antinarcos a Rio de Janeiro, oltre 130 morti tra sospetti e polizia. L'intervista, Cicchitto, Meloni durerà 5 anni, Forza Italia sopravviverà perché serve un partito anti-Salvini. Sentiamo un attimo cosa dice Cicchitto, che parla con l'ADN Cronos. Berlusconi, la sentenza della Cassazione è inequivocabile, non ha avuto nessun rapporto con la mafia. Forza Italia riuscirà a sfondare al centro dopo il fallimento del terzo polo anche senza il CAV? Meloni ha bisogno di un partito che si contrapponga all'evidente filoputinismo di Salvini. Il governo durerà l'intera legislatura? Meloni è andata bene, andrà avanti sia per la sua capacità di comunicare con la gente, sia perché non ha sbagliato quasi nulla in politica estera, ma anche perché ha un'opposizione di sinistra francamente imbarazzante. Dopo la tregua tra Israele e Palestina, Trump riuscirà a ottenere un cessate il fuoco in Ucraina con Putin? La partita è tutta aperta. Così Fabrizio Cicchit, esponente politico di spicco della stagione socialista prima, berlusconiana poi, che ha parlato a 360 gradi rispondendo alle domande dell'ADN Cronos sui temi di principale attualità politica e internazionale. A proposito, il nostro Maurizio, eccoci qua, sono arrivate un paio di zap, le leggo subito. Anche sulla robotica Sordi aveva fatto un ottimo film con un robot domestico donna di cui si era anche innamorato. Aveva visto ancora avanti, come nei film sulla sanità o giustizia approssimativa. Grande Sordi, Maurizio. Sì, è vero, il film è Io e Caterina del 1980, se vi capita rivedetelo. Caro Tajani, sempre Maurizio, precisa anche a Mattarella che fa anche politica estera con visite senza ministro e senza mandato per politica estera da Costituzione. Senza mai una relazione dei viaggi pagati al Parlamento, meditate. Beh, il Presidente della Repubblica non va in giro per il mondo senza che il Ministro degli Esteri non lo sappia. Luciana da Muggio, Antonino, cosa dici della Salis che festeggia clamorosamente e sfacciatamente la nuova occupazione dello stabile a Bologna? E che cosa devo dire? Che quella... Vabbè. Bocca mia, taci. Pausa e andiamo con Patrizio o minorenne 1976. A tra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Signor Presidente, l'attenuante minorenne, no, non la voglio. Il l'acciaccese con una roba grossa, con mano che mi ha fatto. Quindi c'è una sta corata, sto aspettando una condanna, tinta stavo dice a gente, che peccato, pena solo 15 anni, oh si sono minorenne,
ma abbraccia essa con l'amore, mi trattava come una grossa, e a vita mi sciappava gola, ma la sera della sera st'occhio mio che brettano, se non avesse visto che la scena di te braccia soi teneva a frate, signora Presidente, a condanna mia che la scena ma porto in da stuccio tutta vita. Oh minoretta, si son minoretta, ma pommata che m'ha fatta, se posso vivere lasciati ancora, io lasciati sanata voda. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia. L'atmosfera era effettivamente un po' stile sceneggiata di Mario Merola. In realtà questo è Patrizio, un cantante napoletano che poi è morto nell'84, O minorenne, pezzo del 1976, voi l'avete ascoltato, è la nostra introduzione al faccia a faccia di questa sera, perché si parlerà anche del carcere minorile Il Beccaria di Milano. E voi ascoltate questo ragazzo che parla: signor Presidente, io voglio essere giudicato come un homme ruos, come un uomo maggiorenne, come un uomo adulto e non come un minorenne. Perché? Perché quando ho visto questo tizio che aveva tra le mani mio fratello non ci ho visto più e quindi mi sono fatto giustizia da solo. Queste sono la versione, diciamo, al nord c'erano al tempo le canzoni della Mala, c'era Lutring, il solista del Mitra, che nel 1977 poi sarebbe stato graziato dal presidente Leone. Nel meridione d'Italia invece si affermava la sceneggiata con Mario Merola e cantanti che hanno seguito questa scuola. Bene, alle 19, 6 minuti e 3 secondi. Allora, qui sulle magiche onde di Radio Libertà con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, è giunto il momento di questo secondo faccia a faccia. Stasera parliamo con la collega Manuela D'Alessandro, cronista di razza dell'AGI, e parliamo di giustizia. Parleremo appunto di minorenni, del carcere minorile Beccaria, ma prenderemo le mosse dalla notizia il mondo della giustizia. Un detenuto obeso, 260 kg, morto in carcere a Torino. C'era davvero la possibilità di aiutarlo, di dargli una pena alternativa, o la giustizia dura l'ex ed l'ex? E poi ancora c'è stata un'affermazione dei magistrati sul caso Vasco, assunto beneficio mediatico della Repubblica sul tribunale, presso il tribunale di Facebook, in tele. Allora, la mia gradita ospite questa sera è un gradito ritorno, la collega Manuela D'Alessandro dell'AGI,
che essendo anche una cronista di razza, espressione che ormai non si usa più nel giornalismo, ma che sarebbe bene rispolverare quantomeno per chi è bravo, lei si occupa di giustizia e tiene anche questo blog Giustiziami, cronache e non so, giustiziami.it, cronache e non solo dal Tribunale di Milano. Della sua pagina parleremo dopo, ma adesso io vorrei parlare un attimo con te, Manuela, ringraziandoti ancora una volta del tuo tempo, del caso di Francesco De Leo. Francesco De Leo è un detenuto che è morto la settimana scorsa al carcere di al carcere di Torino. Questo perché leggo qua dalla Stampa di giovedì 23 ottobre 2025, De Leo, quando è entrato in carcere nel 2021 a Lecce, pesava 160 kg. 3 anni dopo, arrivato ai domiciliari dal fratello a Cuneo, ne faceva circa 260. Dopo la parentesi positiva della detenzione in casa, in RSA ha ripreso peso, fino ad annullare i progressi fatti in un anno e perderli per sempre, dato che in clinica non c'è mai tornato. E a quel punto lui è morto, malato e obeso, in carcere. E naturalmente questo ha creato una serie di polemiche, tant'è vero che il titolo del pezzo pubblicato dalla Stampa è "Detenuto troppo grasso, morto in cella a Torino, tragedia annunciata", e in particolare c'è poi un'intervista che è stata pubblicata che era stata pubblicata il 22 ottobre del 2025 sulla Stampa di Torino, cronaca di Cuneo, che praticamente il collega Sandro Marotta aveva sentito Ioli Ghibau di Associazione Antigone Piemonte, che commentava proprio il caso di De Leo, e lei dice: lascia stupiti la peregrinazione da un istituto all'altro, i viaggi non hanno aiutato lo stato di salute di De Leo, ci sono dei centri clinici in Italia, forse occorreva portarlo subito perché era una situazione grave, perché non è stato fatto? E allora lo chiedo a te, ma cioè, come fa uno che pesa 260 kg a finire in carcere e poi dopo che si fa? È un'espressione anche questa purtroppo che dei problemi enormi che affliggono il carcere, e mi viene da dire che è quasi un suicidio anche questo, se vogliamo guardarlo bene, perché negli ultimi giorni questa persona, da quello che è potuto trapelare, aveva smesso anche di farsi le iniezioni di insulina perché era fortemente diabetico, e anche purtroppo gli avevano amputato una gamba. Quindi una persona che poi si è lasciata andare quando ha visto che non c'era posto, non solo in carcere, non c'era posto in ospedale, non c'era posto in una RSA, non c'era posto in una situazione familiare, aveva anche un fratello che poi ha già annunciato che probabilmente sporgerà denuncia, anche se la Procura di Torino comunque autonomamente ha aperto un fascicolo di indagine su questo caso. Sì. E negli ultimi giorni l'avvocato mi ha raccontato che lo sentiva telefonicamente, e De Leo mi diceva che era costretto a dormire su una sorta di materasso di spugna, quindi potete immaginare cosa voglia dire per una persona di 265 kg stare tutto il giorno steso, così lui ha detto che stava su un materasso di spugna, senza prendere i farmaci che doveva prendere e con tutti i problemi connessi alle sue patologie, a questa obesità patologica. Quindi dico, è sicuramente stata una tragedia annunciata. Tra l'altro mi ha colpito poi, perché ci sono sempre tanti paradossi in queste storie, il fatto che a un certo punto lui è stato ricoverato in ospedale, ed era piantonato da diversi agenti, una decina di agenti della polizia penitenziaria, e un sindacato della polizia penitenziaria addirittura si è preso la briga di fare una nota e di dire che si stavano sprecando delle persone, no, per piantonare De Leo, che poi mi chiedo quale pericolosità potesse avere un detenuto in queste condizioni fisiche, oltretutto un detenuto
non per reati violenti, ma per una serie di truffe, quindi comunque non sicuramente la persona che si alza dal letto, esce e va a uccidere qualcuno, ecco. Ma anche al tempo stesso, cioè il fatto che anche cioè gli stessi agenti, no, cioè, in un certo modo disumani anche loro, perché dicono: "Ma perché dobbiamo stare a piantonare questo?" Però dall'altra parte gli agenti stessi che esprimono poi uno dei problemi grossi del carcere, no, che è anche la mancanza di personale. E quindi è veramente una storia che ha in sé, tante storie. Alla fine nel pezzo che ho potuto scrivere sul mio blog, mi è proprio venuto da dire: alla fine lo Stato ha trovato il posto giusto dove doveva stare questa persona e il posto giusto purtroppo era una bara. E questa è una cosa drammatica, perché a questo punto la domanda è: chi è che si sarebbe dovuto prendere cura di un detenuto del genere? Perché voglio dire, qui da qualche tempo mi pare che le carceri, non dico siano fuori controllo, però diciamo che c'è sicuramente qualcosa da rivedere. Allora, quando c'è stato il Covid abbiamo visto le rivolte nelle carceri, eccetera, eccetera, eccetera. Vediamo da tempo che sono sovraffollate, vediamo da tempo che ci sono problemi per quanto riguarda l'edilizia carceraria. Non parliamo del personale, gli agenti di polizia penitenziaria hanno pure loro i problemi di cui si devono occupare. Ecco, ma in tutto questo, uno che condannato per truffa, che è grande, grasso e grosso com'è, non riesce più a muoversi e qua e là. Voglio dire, ma era così difficile mandarlo di nuovo ai domiciliari da suo fratello? Perché c'è stato bisogno di farlo rientrare in carcere? Questo è francamente rimane un mistero. È quello che mi ha detto l'avvocato, che è interessante, che dice: Mm. in una comunità non poteva stare perché non aveva i soldi per pagarsi, diciamo, la permanenza in una comunità, però anche lì mi viene da dire perché non è possibile accogliere una persona con una patologia così grave che comunque è incompatibile col sistema carcerario. Cioè, non lo so, probabilmente anche suo fratello forse non aveva le condizioni anche abitative, perché De Leo aveva dei problemi proprio, anche per esempio, diceva l'avvocato, addirittura entrare nella sala colloqui, no, che è piuttosto striminzita evidentemente, era in carcere, quindi per la sua mole non riusciva neanche a entrare lì. Quindi era una persona che doveva essere trattata con le attenzioni che si richiedono a una patologia così grave, una situazione così particolare. Però il carcere quello che proprio non riesce a fare è appunto adattare, no, poi la pena alla persona, e nel caso in cui la persona sia incompatibile col carcere, mandarla fuori e in un altro modo garantire eventualmente la sicurezza della società qualora questa persona debba restare in una situazione di restrizione, però che sia alternativa al carcere. È proprio esattamente quello che manca in questo momento al nostro sistema: calibrare la pena alla persona, all'individuo. Sì, e mi pare anche che questo tema delle misure alternative molto spesso venga interpretato più su un senso, non dico di lassismo, ma più su un senso di e vabbè, non possiamo farci niente, di ineluttabilità, ecco, che non un senso appunto di ricorso comunque secondo giustizia e non secondo che la cosa la devo fare perché sono costretto dalle circostanze. Penso per esempio a tutte le polemiche che ci sono ora come ora anche sulla questione dei braccialetti per i condannati per i reati di stalking, per esempio. E di stamattina una notizia assurda nel Veronese, se non sbaglio, nel Padovano, c'è stato l'ennesimo femminicidio, viene fuori che l'assassino era riuscito a togliersi il braccialetto e l'apparecchietto che dovrebbe rilevare la presenza e la distanza di questo benedetto braccialetto elettronico è stato ritrovato chiuso in un garage da tutt'altra parte, ma non in mano alla vittima. Ecco, mi sa che forse siamo un po' messi male sia a tecnologia che anche appunto a sistemi alternativi. E il caso appunto del signor De Leo mi sembra abbastanza chiaro in questo.
Sì, sì, chiarissimo. Tra l'altro, proprio di questi giorni, forse i nostri ascoltatori avranno avuto modo di leggere, anche la questione del Beccaria, che Sì. è l'istituto, il carcere Ecco, minorile ma di lì che cosa Milano. diavolo sta succedendo? Mi pare Lì che sia sta fuori controllo. succedendo che questa indagine, le indagini, le ultime notizie che vengono dall'indagine sono che perfino Don Rigoldi e Don Burgio, che sono sempre stati visti un po' come dei preti paladini, no, dei diritti dei carcerati, Certo. alla fine in questo momento sono indagati anche loro per omessa denuncia. Poi probabilmente sono posizioni archiviate, anche perché sono reati molto difficili da dimostrare, però evidentemente, da quello che si può capire, qualcuno di questi ragazzi ha detto di avere parlato delle violenze che subiva dagli agenti nel contesto carcerario, e i preti non ne hanno poi riferito alle autorità come avrebbero dovuto fare, no, fermo restando poi il segreto, che però mi pare sia un segreto solo in ambito confessionale, ecco, altrimenti anche un Sì, prete ha il certo, il dovere segreto del di confessionale denunciare. non può essere violato, questo è poco ma Esatto, sicuro. però qui erano credo proprio delle Non confidenze che stavano facevano i amministrando il ragazzi. sacramento. Esatto, probabilmente avrebbero dovuto avvertire. Ecco, al Beccaria sono indagati in questa vicenda, poi aspettiamo ovviamente l'esito dei processi, però sono indagati i preti, i direttori del carcere, i medici, gli agenti della polizia penitenziaria, cioè proprio messo in discussione i direttori, e messo in discussione proprio tutto il sistema di questo carcere, che è un po' un carcere simbolo, no? Poi per i Certo. ragazzi. Quindi anche in questo caso mi chiedo, ma questi ragazzi davvero, questi minori, devono stare in un contesto del genere? Non ci sono misure alternative, non ci sono altre possibilità per recuperarli, anche vista la loro giovanissima età, salvo ovviamente casi molto particolari anche qui di omicidi efferati, appartenenze alla criminalità organizzata, però per la maggior parte stanno dentro per reati che secondo me potrebbero essere tranquillamente gestiti con misure alternative che poi siano ovviamente efficaci, ecco. Questo è poco ma sicuro, però anche qui mi chiedo da dove dobbiamo ripartire, perché al di là del caso singolo, che cos'altro dobbiamo aspettarci? Io non Cioè, vedo i io carceri ripartirei da un minorili hanno indulto e da senso? un'amnistia, ecco. Ripartirei da quello intanto, dallo svuotare le carceri, quindi con l'indulto e con l'amnistia, che sono state utilizzate in passato, e almeno sul breve termine iniziano comunque a far rifiatare le carceri. Dopodiché bisogna proprio ripartire da zero, cioè da una nuova cultura della pena, nuova, che però in realtà è vecchia, perché dovrebbe davvero ispirarsi poi a quello che dice la Costituzione, quindi alla funzione rieducativa della pena e alla dignità dell'essere umano. Quindi se ripartissimo da lì, e a volte ripartire dai principi poi forse può servire anche a indirizzare, a scegliere poi le misure concrete da attuarsi. In questo momento stiamo violando clamorosamente la Costituzione e nei suoi principi proprio fondamentali. Ecco, io adesso, sempre a proposito di Costituzione e principi fondamentali, vorrei passare al tuo blog giustiziami.it, cronache e non solo dal Tribunale di Milano. Ora, tu hai fatto un post il 25 di ottobre dove dici questa cosa e io francamente mi sono messo le mani nei capelli, che purtroppo non ho più. In questi casi vorrei avere i capelli, sai? Dice, succede nell'anfiteatro di Garlasco, dove i pubblici ministeri di Brescia, costretti dal riesame dopo una prima bocciatura a dover precisare meglio le modalità del sequestro dei dispositivi elettronici del loro ex collega Mario Venditti e 2 ex carabinieri, ammettono che alcune prove, o perlomeno elementi utili, potrebbero arrivare proprio grazie al processo mediatico. Che spesso le procure facciano trapelare dettagli delle inchieste per vedere cosa succede là fuori non è una novità, ma con Garlasco siamo proprio alla schietta confessione. Sentite qua, e io qui veramente mi volevo strappare i capelli. La virgolette, verosimile presenza di contatti e conversazioni, virgola, avvenute in qualsivoglia modalità, testuale, vocale, fotografica, eccetera, aventi ad oggetto lo svolgimento anomalo delle indagini della Procura di Pavia su Sempio, è ulteriormente corroborata dall'imponente eco mediatica che la vicenda ha avuto nell'ultimo anno e mezzo, elemento che supporta l'ipotesi di presenza all'interno dei dispositivi in sequestro di nuove conversazioni utili a ricostruire i fatti e le connesse responsabilità, chiuse virgolette.
Quindi, se ho ben capito, in Italia è nata una nuova procura della Repubblica, che è quella di Facebook, dove la signora Maria con la cucchiarella che gira il sugo e scrive a stato sempio pena di morte, punto esclamativo 1, punto esclamativa, ecco, quella roba lì ha aiutato i magistrati, quelli veri, a lavorare su questo caso. Ho capito bene? Hai capito molto bene. La cosa clamorosa è che per la prima volta, almeno da quanto mi consta, sono gli stessi magistrati ad ammettere che effettivamente il processo mediatico è a loro utile, e del resto devo dire che la sensazione che io e anche molti altri colleghi abbiamo in questa indagine è proprio questa, che molte notizie vengono proprio fatte uscire ad arte proprio per suscitare delle reazioni, e quindi magari perché poi gli indagati tra loro si lasciano scappare qualcosa e poi questo qualcosa finisce le intercettazioni e quindi poi si indaga meglio. Qui in questo caso i PM di Brescia, che poi anche qui non si capisce, cioè anche lì sembrerebbe che i PM di Brescia stiano facendo lo stesso lavoro che fanno i loro colleghi di Pavia, cioè in sostanza ci sono due procure che più o meno stanno facendo la stessa cosa, e anche questo è abbastanza anomalo, no? Cioè adesso, al di là dei tecnicismi nei quali non entro, però insomma i fatti poi quelli sono. E quindi qui questi PM di Brescia dicono ragazzi, voi dovete farci, chiedono al GIP, comunque chiedono, poi difenderanno questa loro tesi poi davanti al tribunale del riesame a cui si rivolgeranno sicuramente poi gli avvocati, dicono noi vogliamo vedere cosa c'è dentro questi telefoni, perché i giornali e la signora Pina che gira il sugo ne continuano a parlarne, quindi probabilmente dentro questi telefoni troveremo poi dei commenti che sono conseguenza sostanzialmente del processo mediatico. A me sembra una cosa veramente molto molto grave, soprattutto perché, ribadisco, molte notizie ho la netta sensazione che vengano fatte passare proprio con questa finalità. Ma allora mi pare che forse io ho un'altra idea di attività inquirente. Sai, ti voglio raccontare un aneddoto. Una notte del 1960, in quel di Bagheria, mio padre stava rientrando con la sua 1100-103, bicolore blu ce l'aveva. Allora arrivò, accostò, spense i fari, scese, chiuse la macchina. Nel mentre che chiudeva la macchina, da una 1100-103 di un altro colore che era parcheggiata davanti alla sua, qualcuno aprì lo sportello posteriore e uscì fuori e gli puntò contro la lampadina e gli chiese i documenti. Era il leggendario Stivalino, lo chiamavano così questo brigadiere dei carabinieri. Questo era un brigadiere dei carabinieri, non molto alto, coi baffetti, aveva questi stivali sempre lucidi e per questo lo chiamavano Stivalino. Ecco, lui era lì steso in quella 1100-103 perché stava facendo un appostamento e mio padre, arrivando a quell'ora, reduce da una serata con gli amici, sostanzialmente aveva mandato all'aria l'appostamento e quindi lui si era incazzato, era sceso e gli chiese i documenti. Ora, Stivalino non c'è più, cioè le indagini non si fanno più in questo modo, andando a interrogare la gente, cercando indizi, interrogando le facce e i volti, perché tante volte basta anche una strizzata d'occhi, come scriveva Giovanni Falcone in Cose di Cosa Nostra. Dice, da un cambio di tono di voce, da una strizzata d'occhi io posso capire tante cose. Allora, sti investigatori ci sono ancora o qui dobbiamo sperare davvero che è la signora Maria a dire la sua? Ma sono cambiati molto i metodi investigativi e adesso peraltro si basano tantissimo sulla tecnologia e sulle nuove opportunità che offre la tecnologia, e appunto si è persa proprio questa invece capacità poi di scavare nell'umano. Quindi anche questa indagine è stata riaperta a partire da un dato scientifico che poi è abbastanza controverso. Comunque insomma c'è questo dato della presenza di DNA di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, ecco. Però si è partiti da questo, però poi ci si è dimenticati secondo me di ricostruire proprio con le vecchie indagini, no? Cioè le vecchie modalità di indagine, quello che realmente è successo, cioè cosa avrebbe spinto Sempio a uccidere Chiara Poggi,
che cioè tutto il contesto, non lo so, poi magari verrà fuori, ecco, però la sensazione anche qua che ci si sta basando tantissimo sulla tecnica e poco, come dici tu, sull'interrogare poi l'umano, no? Che poi alla fine è alla base di ogni delitto, è alla base di tutto comunque. Quindi, come vedi, il fattore stivalino ci vuole ancora, è inutile che stiamo a fare discorsi. Cioè, l'interrogatorio, il tentativo di prendere l'interrogato in contropiede, verificare le ipotesi, verificare tutto, perché se Il no, se qui contesto, esatto, appunto, il perché voglio dire, insomma, se io ti scrivo una cosa, un messaggio su una chat, no? Supponiamo che ci siamo incontrati, avevamo appuntamento, però tu hai portato 40 minuti di ritardo e io ti scrivo, tutto sto ritardo, t'ammazzerei. È chiaro che se uno estrapola sta frase, dice, cazzo, sì, questo qua voleva sì. ammazzare a Manuela D'Alessandro. Bravissimo, un esempio molto calzante, sì. Che è anche come dire, ma c'è l'impronta e l'impronta era di Sempio. E tutta Italia ha pensato una sola cosa, che Andrea Sempio ha ammazzato Chiara Poggi. E Ma poi allora, nell'impronta non c'era il sangue, come era uscito, come per 24 ore la notizia che è rimasta in giro. però la domanda è, la Quindi, presunzione di innocenza, ci giochiamo a freccette. Per carità, io non discuto la professionalità dei magistrati, attenzione. Però quello che io temo, e per questo io cerco di non occuparmene di Garlasco, proprio per questo motivo, è questo circo mediatico nel quale, ahimè, tutta una serie di principi di giustizia che sicuramente i magistrati rispettano, ma che non rispetta una certa informazione, una certa insinuazione che viene anche fatta. Cioè, io penso, se ci capitassi io in una cosa del bravissimo. genere, Io me probabilmente lo chiedo mi tutti i sarei giorni, ammazzato sì. da un pezzo. Sì, me lo chiedo anch'io tutti i giorni, come possa eventualmente, io non so se sempre sia colpevole o innocente, ma se dovesse essere innocente, come credo, ha comunque una vita rovinata per sempre, ecco, perché il sospetto poi comunque sarà sempre sulla sua testa. Quindi io mi auguro, Certo. continuo a dirlo, che stiano facendo queste indagini a ragion veduta, che abbiano più di quello che stiamo vedendo, ma me lo auguro sinceramente da cittadina, perché sennò davvero è spaventoso pensare di poter entrare in questo tritacarne senza che questa persona, senza che ci siano davvero poi degli elementi concreti di presunta colpevolezza, fermo restando che nel nostro ordinamento esiste la presunta innocenza e quindi questo è bene sempre chiarirlo. Sì, ma anche perché, sai, io rifletto su questa cosa. La prima volta in cui la macchina della giustizia si è occupata di questi qui erano tutti ragazzi sulla ventina. Ora sono uomini sulla quarantina, Sì, qualcuno addirittura si è fatto prete. Ma sì. metti che tra 20 anni qualcuno improvvisamente recupera la memoria o trovano chissà che cosa. Cioè, tra 20 anni questi qui, che saranno degli ultra sessantenni, magari qualcuno anche nonno, magari qualcuno sarà morto, chi lo sa, finiranno di nuovo nella macchina della giustizia. Allora, che vita è una vita nella quale in fondo non c'è mai un punto fermo nel tuo rapporto tra te e la giustizia? Perché io capisco il concetto dell'oltre ogni ragionevole dubbio, capisco l'istituto della revisione, ma fino a che punto si può arrivare alla revisione di un caso del genere? Perché un dato di fatto c'è, che dal 2006 Chiara Poggi è morta. Continua ad esserlo. Sì, e ci sono persone che stanno continuando a scontare condanne, Appunto, cioè nel corso uno... di questi anni. Condanne fuori dal carcere, ma sempre condanne. E oggi però devo dire che il ministro Nordio ha detto finalmente delle parole di saggezza, no? Io, ho letto poco fa che ha detto che, proprio parlando di Garlasco, sarebbe giusto a un certo punto abbandonare, questa ricerca di verità, quando la verità è così sfuggente, così lontano nel tempo, e quindi ha detto forse è qualcosa che andrebbe lasciato agli storici e non più alla magistratura. Mi sembra anche tra l'altro un cambio di rotta, perché in passato invece mi sembrava molto interessato agli esiti di questa indagine, invece oggi pare che abbia fatto un po' una retromarcia dicendo secondo me cose sagge. Ecco, ora mi auguro che non vadano a dire a Nordio che non ne capisce niente di giustizia, visto che è un ex magistrato, insomma, presumo che lo sappia l'ufficio suo Esatto. qual è. Per cui
a maggior ragione io mi chiedo che senso abbia tutto questo. Stamattina Repubblica, se non sbaglio, o Repubblica o il venerdì, pubblicava, no, forse era La Stampa, insomma, c'era su uno dei giornali nazionali questa famiglia che dice di aver assistito all'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Sì. Il 2 novembre del 2025 saranno 50 anni. Come fai dopo 50 anni a cercare di recuperare un frammento di verità se al tempo quella verità non è emersa, come di fatto sappiamo? È proprio così, però proprio negli ultimi anni in particolare le cronache sono piene di tentativi di ribaltare le verità giudiziarie che, ripeto, se ci sono davvero degli elementi grossi, come nel caso del povero imputato sardo, Zuncheddu credo che si Sì. chiami, cioè allora in quel caso per carità, Zuncheddu, sì. Zuncheddu, ecco, va benissimo, ecco, in quel caso viva la revisione, però in tanti altri casi non so, adesso di recente abbiamo visto anche la questione di Piersanti Mattarella, io non conosco le Certo. carte di quell'indagine, quindi non mi esprimo, però mi chiedo, è possibile che adesso ogni 10 giorni si ritiri fuori un vecchio caso e si provi a dare una nuova verità? Che poi ricordiamoci sempre della fondamentale distinzione tra verità giudiziaria e verità storica. Cioè la verità giudiziaria non è una verità storica, No, è una verità che è maturata in un processo con delle regole, un'accusa, una difesa, ma la verità storica è un'altra cosa, è una cosa che certamente. probabilmente potrebbe sfuggire per sempre. Però a un certo punto la certezza del diritto prevede anche questo, che quando si arriva a una verità giudiziaria, se non c'è davvero qualcosa di sconvolgente per cancellarla, non lo si fa. Certamente, e questo è il punto finale. Questo è il punto finale. Poi su altri casi si può discutere, come si può discutere di Erba, come si può discutere di queste vicende qua, però resta un fatto che nel caso di Garlasco, soprattutto per tutto il bailamme che c'è stato e per tutto ciò che comunque la macchina della giustizia ha già provveduto a dire, e allora basta. E allora Sì, perché probabilmente è ora di chiuderla questa si storia, sono tutto qua. pronunciati tantissimi giudici e quindi ci sono stati tantissimi processi. Ribadisco, io mi auguro veramente alla cittadina che abbiano del materiale molto interessante tra le mani inquirenti, altrimenti la cittadina ho paura, davvero. Manuela, senti, che cosa farai domani? Domani mi occuperò ovviamente ancora del caso Garlasco, perché ormai tutti i giorni c'è di che occuparsene cercando insomma di essere il più sobri possibile, ma è difficile, è una sfida anche per noi cronisti cercare di restare sereni e equidistanti e oggettivi in situazioni così. E poi come sempre con l'agenzia quello che succede domani si vedrà, ecco. Benissimo, allora ascolteremo ancora le tue ultime notizie. Grazie. Grazie, un saluto agli ascoltatori, grazie. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:38 e 57 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà avete ascoltato Enzo Carella con Orai 1979, immenso Enzo Carella, era un uomo geniale. E adesso il telefono è aperto allo 0292947222, c'è già una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, vai pure. Bonsoir, un saluto complesso oblige, madame e monsieur, con buon sabato, va bien, ladies and gentlemen, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna su Radio Libertà, la Talk Radio, è vero? Sì, direi proprio di sì. This is the place to be, dicono gli americani. Dimmi tutto. Ecco, dunque, il punto di Michele Caruso. Vittorio Vai. Sgarbi e la figlia Evelina in tribunale a Roma. Il giudice si riserva sull'amministratore di sostegno, agisce nell'interesse del padre, così dice la figlia. Il Tribunale Civile di Roma si è riservato di decidere nelle prossime settimane in merito alla richiesta avanzata dai legali della figlia Evelina del critico d'arte, il professor Vittorio Sgarbi. È stato rinviato l'esito così dello scontro legale tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, almeno per ora. Il Tribunale Civile di Roma, riunitosi ieri martedì 28 ottobre, ultime settimane sulla richiesta dei legali di Evelina, finalizzata a nominare un amministratore di sostegno, proprio così, un tutore per il padre, quasi fosse incapace di intendere e di volere, poiché secondo la figlia non è più in grado di tutelare i propri interessi e non sta bene di salute, dal momento che è stato ricoverato per parecchio tempo a causa di una depressione, il male oscuro del secolo, di cui ho sofferto anch'io e ne so qualcosa, e dunque bisognerebbe veramente avere bisogno di una dedizione verso una persona che sta male così, che è il momento di una certa sensibilità dell'anima che va tutelata, e dunque bisognerebbe essere veramente molto affettuosi, disponibili, e non cercare invece di così deviare la realtà, distorcendo la realtà delle cose, cercando invece di mettere le mani sul patrimonio e andare alla ricerca di eredità e dunque di soldi, perché ha fatto spendere al padre ben 2.800 euro per una borsa, lui stesso l'ha postata etichetandola come esosa, in cerca di visibilità. In aula erano presenti entrambi, il critico d'arte e il professor Sgarbi, tra l'altro anche sindaco di Arfino qui nel Lazio, e la figlia modella di 25 anni nata dalla relazione con Barbara Harry. Prima dell'udienza Evelina ha precisato che la sua intenzione è quella di agire nell'interesse del padre, dice lei, altro che non potrebbe dire. Comunque fatto sta che assegnare un tutore sarebbe una forma, secondo me, di dileggio del padre più che di affetto, perché Vittorio Sgarbi comunque è nelle sue facoltà, una persona di un certo spessore, un intellettuale, un critico d'arte che ha scritto tanti libri, ha tenuto tante mostre d'arte, e non credo che abbia bisogno altro che di affetto e non di una tutela di un amministratore di sostegno qualsivoglia. Comunque ecco, adesso sembrerebbe che il 20 ottobre scorso la figlia Evelina abbia inoltrato, querelando gli operatori sanitari del Policlinico Gemelli di Roma, dove il padre è stato a lungo ricoverato a causa dell'aggravarsi della depressione, profonda depressione, la figlia del clinico d'arte aveva accusato i medici e gli infermieri di aver raccolto la firma di Sgarbi al momento del suo ricovero nella struttura, che sembrerebbe a quanto pare non ad hoc, addirittura si parlerebbe di dichiarazioni fallaci, e dunque è tutto qualche cosa, una querela che ancora continua. Io vorrei sapere la tua, Antonino. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Grazie a te. Guarda, certi discorsi dovrebbero essere risolti tra padre e figlia, però quando si arriva alle carte bollate è evidente che qualcosa si è rotto. Lasciamo lavorare i giudici e vedremo che cosa decideranno loro. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Dottor Danna,
Buonasera, sono Vittorio carissimo, Io ciao. ti faccio sentire la mia voce perché dico, dietro il tuo microfono c'è sempre qualche persona che assiduamente ti ascolta, quindi ogni tanto intervengo. Ti volevo dire solo un'osservazione. Stamattina su Rai 1 praticamente c'era un parlamentare, naturalmente, dei nostri amici di sinistra, quelli che dicono sempre la verità, praticamente il quale sosteneva che siamo diventati ormai, abbiamo tutto in mano nostra, la Rai, Telemelone, Telegatto, abbiamo pure tutti i giornali, loro poveretti hanno appena un poco di Repubblica, un poco di stampa, l'unità non conta, cioè diceva che voi, quelli che siete al microfono, io non ci sono al microfono, riusciamo a avere tutti questi microfoni per cambiare. Ecco perché si paventa che si va avanti anche nelle prossime elezioni, perché stanno prendendo tutto bene e quindi sono invelociti, quindi scagliano i centri sociali. Non c'è bisogno che te lo dico perché ci possiamo ripassare. Io ti aspetto sempre a Palermo, mi auguro che mi dai questa confidenza di telefonarmi in modo che mi rendo libero, va bene? E almeno mezza giornata la passiamo insieme, fuori dall'ambiente e fuori dalla cosa. Ti aspetto, va bene? So che ho sentito pure che tuo padre è stato a Bagheria. Sì, era di Bagheria, Quindi ho sì. capito bene, no? Corso Umberto e via di seguito, che Bagheria la conosco pure. Va bene, che vuoi che ti dica? Complimenti. Non sono inutile ormai, perché sei una istituzione in questa radio. Un abbraccio. Si cerca di fare del nostro meglio, Vittorio, grazie a No, te. vabbè, ci vuole pure la stop. Ma onestamente la nostra radio di conosce perché ci partecipo, Certo. praticamente è una radio culturale. Basta stare in microfono, però in realtà quello che noi ascoltiamo, perché mi dispiace sempre se si camurri, purtroppo siamo liberi di parlare in questa radio, ma in realtà è una radio culturale, c'è cambio, c'è tutte le altre cose. Speriamo che cresciamo nel numero, speriamo che andiamo al referendum e andiamo a votare, perché così i magistrati evitano di fare la campagna elettorale. Mai sentito una cosa di questa. Va bene, un abbraccio, grazie mille. Un abbraccio a te, Vittorio. Noi con questo concludiamo, ci salutiamo con i Timoria, Casa Mia del 2002, appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E che dire di più? Ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Vado via con i miei mobili, ricordi e immagini, lascio casa mia alle 3, le chiavi sono lì sotto il mio albero. Non so perché parlan di te e vado via. Cosa resta di me in questi angoli? Mi nascondevo io. E mi chiedo dov'è lo spirito, quello che chiamerò casa mia.